Una grande partecipazione e un forte spirito di condivisione hanno caratterizzato la terza edizione del Pranzo del Cacciatore, organizzato dal gruppo Caccia con i Metici e ospitato in un noto ristorante di Corleone. Oltre 500 appassionati provenienti da diverse località si sono ritrovati per una giornata all'insegna dell'amicizia, della tradizione e della valorizzazione del territorio. Un appuntamento oramai consolidato che rappresenta un importante momento di incontro per quanti condividono la passione venatoria, vissuta nel rispetto delle regole, dell'ambiente e delle tradizioni locali. Sono qua oggi non nel ruolo che rivesto nel mondo della caccia, ma come uno di voi, cacciatore. La caccia è capace di questo, è un fenomeno straordinario che unisce tutti, a tutti i livelli, che è capace di una generosità straordinaria, di partecipare ad eventi dove tutti partecipano con il cuore, al di là di tutto. Tre momenti conviviali, confronti e racconti di esperienze, l'evento ha offerto l'occasione di rafforzare legami e creare nuove amicizie, confermando il forte senso di appartenenza che anima il mondo della caccia. Perché questo per me è un appuntamento importante, il fatto di essere qui presente è già una grande soddisfazione. Anche se non sono io il protagonista, ma è lui. Perché oggi ci troviamo qui per un appuntamento di cacciatori, ma cinofilo anche, perché la maggioranza di voi hanno tutti un cane nel canile e vanno a caccia. Questo dimostra comunque una passione importante. Ho avuto la fortuna di avere a casa un cane che ha scritto una pagina di storia della cinofilia e oggi l'ho portato qui per qualcuno che non l'avesse mai conosciuto, che l'ha conosciuto da vicino. Orso è diventato quello che tutti noi vorremmo avere nel canile, il cane per eccellenza. I cacciatori si distinguono anche in questo, si distinguono per come trattano i cani, per come trattano le persone e per come sono nella vita. E tutti voi oggi lo dimostrate. Grazie. Ma il pranzo non è stato soltanto un momento di festa, l'iniziativa ha avuto anche una significativa finalità solidale. Il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto all'associazione Una Goccia nell'Oceano, realtà impegnata nel sostegno di importanti progetti sociali e di beneficenza. Un gesto concreto che ha aggiunto valore ad una giornata già ricca di significato, dimostrando come la passione possa trasformarsi anche in un'occasione di solidarietà e attenzione verso chi ne ha più bisogno. Noi cacciatori non siamo solo cacciatori, ma siamo anche questo. Fare beneficenza per noi è una cosa fondamentale, però facendo questo probabilmente faremo capire che non siamo solo cacciatori, ma siamo persone umane che hanno un cuore e fanno del bene. La terza edizione del Pranzo del Cacciatore si chiude dunque con numeri importanti e con la soddisfazione degli organizzatori che già guardano al prossimo appuntamento, forti del successo ottenuto e dello spirito di comunità che ha caratterizzato l'intera manifestazione.